Buongiorno e buona domenica telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi, per questo 3 aprile, per questa prima domenica contrassegnata dalla normalità, tra virgolette, il primo weekend senza restrizioni o quasi. Ne parleremo a lungo anche con il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che fra poco si collegherà. Poi la cronaca, tanti fatti di cui vi dobbiamo dare conto anche per questa domenica. Qui con me li saluto e li ringrazio, i miei compagni di viaggio: Alberto Cappelletto, sindaco di San Biagio di Callalta e coordinatore dei sindaci del Partito Democratico per la provincia di Treviso, e Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno, buona domenica a entrambi. Comincio però da un rapidissimo aggiornamento di cronaca che arriva dal Padovano, una vicenda davvero sconcertante. Arrivano dagli inquirenti le prime informazioni sulla tragedia avvenuta 2 giorni fa a Ponte San Nicolò, dove una 35enne madre di 2 figli è stata trovata morta a seguito di un incendio avvenuto nella sua abitazione. Ve l'abbiamo documentato. Le fiamme, in base a quanto emerso finora, sarebbero nate dal rogo acceso dalla stessa vittima per dare fuoco agli abiti del compagno dopo un litigio. Questo è lo sviluppo delle ultime ore. Lui era uscito sbattendo la porta e lei ha deciso di vendicarsi con un gesto plateale. Lei stessa aveva poi inviato all'uomo le foto del rogo dei suoi vestiti. Le fiamme però sono sfuggite di mano e hanno avvolto oggetti di casa. Sono stati i vicini poi a dare l'allarme, chiamando il 115. Quando i vigili sono arrivati sul posto, per la donna non c'era più nulla da fare, inutili tentativi di rianimazione anche da parte dei soccorritori. Questo quindi l'aspetto che è emerso proprio in queste ore. E sempre sul fronte della cronaca, questa mattina alle 6:50 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in località Cadi David a Verona. Abbiamo anche le immagini in via Belfiore. Una Fiat Punto condotta da un 32enne veronese ha perso il controllo e, dopo aver divelto un palo della luce e un segnale luminoso di attraversamento pedonale, si è ribaltata su di un fianco. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, è stato così aiutato da alcuni passanti che, dopo aver raddrizzato la vettura, hanno aiutato il giovane a uscire. È stato portato immediatamente al pronto soccorso di Verona. L'ennesimo incidente stradale. Fortunatamente il giovane sembra fuori pericolo. In questi giorni vi abbiamo raccontato tante tragedie sulla strada, tante, troppe. Pensate che questa settimana è iniziata con 7 incidenti mortali in 24 ore. E oggi cosa succede? Oggi succede che a Quinto di Treviso c'è una manifestazione sulla sicurezza stradale per sensibilizzare i giovani, ma anche per lanciare un messaggio forte e chiaro alla politica. Ma ci racconta tutto, la vedo collegata con la sindaca di Quinto, Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo nella piazza di fronte al municipio di Quinto, con me Stefania Sartori. Buongiorno e grazie per essere qui sindaco. La vedete perché la piazza si è trasformata in una sorta di pista, insomma, per fare un po' di lezioni di educazione stradale. Ci sono i vigili della polizia locale, ma c'è anche la polizia stradale, ai ragazzi delle scuole, grande adesione elementari e medie. Ma poi c'era anche un'altra cosa, no sindaco? Un progetto che voi avete premiato, lanciando questa idea tra i ragazzi proprio delle scuole, per proporre una qualche miglioria, no, alla vostra viabilità. I ragazzi, tra l'altro, che sono fruitori proprio come ciclisti, pedoni, spesso e volentieri delle strade, hanno lanciato anche dei messaggi che sono recepibili, no, dall'amministrazione comunale come progetti. Ragazzi che sono attenti, magari sono gli adulti meno attenti, no, di questi tempi alla sicurezza, sindaco. Dica. No, prego io. Io credo proprio di sì. Buongiorno a tutti intanto. Questa giornata è nata per colmare un po' il vuoto, essendo la giornata ecologica con la chiusura della piazza. Avevamo pensato appunto di fare qualcosa, e la prima cosa che c'era venuta in mente era proprio un percorso in sicurezza per i nostri ragazzi, anzi una lezione di percorso in sicurezza per i nostri ragazzi.
e quindi la polizia locale che ha partecipato attivamente e la polizia stradale, che ringrazio, hanno organizzato questo percorso con i semafori, con i segnali, e i ragazzi hanno partecipato davvero con grande entusiasmo. E la prima cosa invece però che avevamo pensato, e ringrazio anche gli insegnanti di tutto il plesso perché hanno fatto in modo che questi ragazzi portassero a termine un compito veramente importante, perché nel giro di un mese hanno partecipato a questo bando dove loro appunto descrivevano il loro percorso ideale, fatto in bicicletta naturalmente, in piena sicurezza, per arrivare al centro della piazza di Quinto. E una cosa che ci ha fatto sorridere, dicevano per poter accedere alla piazza, alla biblioteca e alla gelateria, perché chiaramente sono ragazzi. E quindi noi abbiamo vagliato con attenzione questi progetti, e uno di questi è risultato il vincitore, ma diciamo così il migliore. Come amministrazione ci siamo impegnati a portare avanti un progetto di fattibilità per la costruzione di questa pista ciclopedonale che unirà il nostro territorio dalla località di Boiago fino al centro di Quinto. Quindi un grande arricchimento per il territorio. Quindi grazie anche ai ragazzi, perché davvero noi dobbiamo cominciare da loro a dare un segnale forte di attenzione a quello che succede sulle nostre strade. Chiaramente le infrastrutture non sono magari delle migliori, ma in primis dobbiamo essere noi che dobbiamo stare attenti, noi adulti, ma che magari ci siamo persi una parte di quello che è l'importanza di capire che non siamo da soli quando siamo per strada. Quindi lavorare sull'educazione dei ragazzi questo credo è fondamentale. Non ci resti altro da fare. Partiamo dalla base e speriamo che questi ragazzi recepiscano i pericoli che possono correre durante le loro passeggiate spensierate in bicicletta, e quindi che poi da grandi un giorno, quando potranno guidare un'auto o una moto, sappiano davvero che devono metterci tutta l'attenzione, perché la vita vale sopra ogni cosa. Ecco Sindaco, però veniamo da una settimana in cui abbiamo visto dei comportamenti sulle strade quasi criminali, no? Cosa si può fare? Come si può fare? Voi siete anche dei comuni che avete le forze che avete, come polizie locali, tocca presidiare in qualche modo. Voi qui a Quinto tra l'altro avete una strada di lungo scorrimento, la Noalese, che è impegnativa. Molti paesi sono in queste condizioni, sono attraversati da strade di questa importanza. Sì, ma i fatti accaduti in questa ultima settimana dimostrano che comunque non è una strada piuttosto che un'altra ad essere pericolosa. Sono sempre le azioni delle persone che sbagliano a mettersi sulla strada in certe condizioni o a sfrecciare a 180 all'ora, purtroppo. Però attuale. La giornata oggi appunto è stranamente attuale. È una cosa brutta da dire, no? C'è una simbiosi, ma io oggi ho voluto qui con me Andrea Dan, il presidente dell'associazione Manuela, che ho conosciuto qualche tempo fa, e con lui abbiamo fatto un percorso, perché ho sposato appieno quello che lui sta portando avanti con determinazione e coraggio. Purtroppo da una brutta cosa che gli è accaduta, no? Certo. E forse devo dire che bisogna che ringraziamo queste persone, perché hanno elaborato un lutto e con questo stanno facendo cose grandi e meravigliose, impegnative per tutti gli altri. Quindi devo dire che ce ne vorrebbero ancora di più di Andrea Dan, e poi questo senza dubbio. Lina, ecco, tra l'altro oggi si sta lanciando un messaggio anche politico, dicevamo, perché c'è una raccolta firme, se non sbaglio. Esatto, Sindaco, c'è anche una raccolta firme in corso, no? Quindi anche un messaggio politico che si vuole lanciare. Sì, non siamo ancora prontissimi, nel senso che mi sono sentita anche ieri sera con la dottoressa Cassaniti, la presidente dell'Associazione Vittime della Strada, che ci ha lavorato davvero tanto. E qui dopo io lascerò la parola ad Andrea, perché lui spiegherà nel dettaglio, però simbolicamente partiamo da qua oggi per vedere se riusciamo a cambiare quell'articolo 111 della Costituzione, per dare veramente voce in un certo senso alle vittime.
perché abbiano davvero la giustizia, almeno quella che meritano, sia le vittime ma anche i familiari, perché poi dopo loro sono colpiti e pugnalati ogni volta che succede un fatto del genere nelle nostre strade. Ecco Sindaco, visto che l'abbiamo qui, Andrea Dan, Cristian, ci do un attimo la parola a lui, vediamo se riesco a inquadrarlo, eccoci qua. Ecco, perfetto, una battuta veloce ad Andrea che spesso è nostro ospite. Che obiettivo ha? Buongiorno, grazie. Intanto ringrazio a questa grandissima iniziativa qui fatta dai quintini, dall'amministrazione e dai residenti qui di Quinto. Dopo 2 anni di pandemia è giusto di parlare di pandemia stradale, per cui volevo cogliere questa occasione di invitare tutti i vari sindaci della Marca Trevigiana, la provincia di Treviso, le varie pro loco anche di tutta la provincia di Treviso, nelle prossime sagre dedicate del tempo sulle brutte abitudini e la guida. Perché? Perché è informativo anche e soprattutto sul mondo giovanile, sui giovani, far capire la vita è unica, e è un attimo rimanere vittima della strada, però poi la vita dei familiari viene cambiata. Ho voluto, insieme alle altre associazioni, l'Associazione Familiare Vittime della Strada, l'Associazione da me presieduta e altre associazioni, cogliere questa occasione di oggi di partire con 2 raccolte firme per 2 proposte parlamentari, una per quanto riguarda la giustizia e una per quanto riguarda la prevenzione. Quella della giustizia è cambiamento di alcune parti dell'articolo 111 della Costituzione, della parte penale, dove si possa arrivare a un pari merito dopo anni, tanto per dire prima di arrivare davanti a un giudizio dopo un incidente, e che chi è reo e chi è vittima della strada vengono presi dal giudice in pari merito. Questo articolo è ben formato, è ben giuridicamente composto e servono oltre 50.000 firme. Una seconda raccolta firme che parte sempre da oggi è quella sul tema della prevenzione. Nel 2050 la Commissione europea parla di 0 vittime sulla strada, non solo sulla città ma su tutte le infrastrutture. Per noi una vittima è sempre troppa, per cui bisogna investire sulla prevenzione, bisogna investire per quanto riguarda le vittime vulnerabili, sulle biciclette, sui monopattini, portare l'obbligo anche un patentino di chi fa uso del monopattino, obbligo dell'airbag per i motociclisti, servono investimenti. Assolutamente, e ne abbiamo parlato spesso con lo stesso Dan qui in diretta. Carri armati, di guerre, di dimenticare tutte le vittime. Abbiamo una pandemia stradale e ultimamente io penso che anche nella Marca Trevigiana, con 13 vittime negli ultimi 15 giorni, ci possono dire che questa è la nostra guerra e qui tutte le amministrazioni devono investire e continuare per questo. Per cui la raccolta firme parte oggi, chiarissimo. Domani questa proseguirà e invito tutti i quintini a passare in municipio all'anagrafe dove hanno la possibilità di depositare la propria firma, e poi in settimana, sempre per mezzo dell'amministrazione di Quinto, ci muoveremo con tutti gli altri comuni della provincia di Trento. Chiarissimo. Eccoci qua, ci rassettiamo, spero che l'inquadratura fosse assolutamente Lina, messaggio forte e chiaro quello di Andrea Dan e della sindaca Sartori. Ovviamente questa sera torneremo a parlarne nel corso del nostro telegiornale. Grazie Lina, grazie, davvero buon lavoro. Allora, Sindaco Cappelletto, i temi della sicurezza stradale tornano sempre prepotentemente quando ci sono fatti tragici di cronaca. C'è stata una vera e propria scia di sangue in queste ultime settimane nella Marca e nel Veneto. Un incidente in particolare ha sconvolto anche San Biagio di Callalta, la frazione di Rovarella. Lo abbiamo raccontato la scorsa settimana, quel giovane papà di 46 anni che è rimasto ucciso sulla Treviso Mare. Qual è la maniera giusta per affrontare tutto questo dolore e dare un senso a questo dolore e quindi tramutare questo in azioni concrete? Ma per dare un senso a questo tipo di dolore penso che sia
praticamente impossibile, perché vediamo per quanto le istituzioni si adoperino per poter mettere in piedi tutta una serie di iniziative, sensibilizzazioni, poi dobbiamo purtroppo constatare che le tragedie sono dietro l'angolo e purtroppo lasciano dolore. Con questo dolore però possiamo anche vedere che c'è tanta solidarietà da parte, in primis sempre da parte dei familiari, certo, e poi da parte di coloro che vivono anche questa dimensione, perché il vicino, piuttosto anche il sottoscritto, conosciamo il nostro territorio, conosciamo le persone, quindi questo è sempre un dolore che tocca qualcun altro, però dobbiamo sempre pensare che potrebbe toccare anche noi. Quindi investire sì, non smettere, ecco, per non lasciare senza una risposta a questo dolore, è continuare ad investire nelle attività formative, in modo particolare con i giovani. E qua vediamo un'immagine che mi ha appena trasmesso via WhatsApp, possiamo vederla. A che cosa si riferisce, Sindaco? Qui si riferisce all'asilo, alla scuola d'infanzia di Fagarè, che nei giorni scorsi, la settimana scorsa, e qui dobbiamo dare un plauso al gruppo Alpini di Fagarè, si sono messi al lavoro per poter disegnare dei percorsi stradali con tanto di passaggi pedonali, con dei cartelli, in modo tale che i bambini già in tenera età, perché stiamo parlando di una scuola dell'infanzia, inizino a capire cosa vuol dire la strada, a capire cos'è un cartello, fermarsi, avere un certo tipo di coscienza. Non ci fermiamo solo qui, perché se dobbiamo parlare di iniziative anche a livello di amministrazione, ma anche di amministrazioni, perché come vediamo un'iniziativa di Quinto, ma qui anche noi formazione, senso civico, educazione civica nelle scuole, formare attraverso dei piccoli opuscoli dove i ragazzi possono incominciare ad avere subito degli approcci in quello che può essere il codice della strada, la segnaletica orizzontale e verticale, e soprattutto anche portarli in giro in modo tale che capiscano anche cosa stanno affrontando. Abbiamo bisogno di partire da là in modo particolare. Poi abbiamo quel livello più alto, dove vuol dire sorveglianza della nostra viabilità attraverso le telecamere, la presenza delle forze dell'ordine, la prevenzione e la repressione. Esatto. Questi sono temi che ieri, poi vado da Razzolini, sono temi che ieri abbiamo messo in fila con il prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, prefetto di Treviso, che fa un riferimento molto forte ai fatti di cronaca dell'ultima settimana. L'incidente che è costato la vita ad Andrea Marcuccio si è verificato sulla Treviso Mare il 23 marzo. Il 24 marzo, pochi chilometri in linea d'aria sul Terraglio, c'è stata la morte violenta delle due donne di Preganziol, travolte dall'auto condotta da un 25enne rom che sta ancora lottando per la vita al Cafoncello. Ha usato parole nette il prefetto di Treviso relativamente a questa tragedia, ma anche all'altra che si è consumata poi una settimana fa a Pieve di Soligo, la mattanza di Adriano Armellina. Sentiamo il prefetto e ripartiamo da qui. Per quanto riguarda la certezza della pena, io sono assolutamente fiducioso che la magistratura opererà secondo quelle che sono le nostre leggi, e chi ha sbagliato pagherà, e pagherà quello che è giusto. La giustizia presenterà il suo conto, ne è certo il prefetto di Treviso Angelo Sidoti, guardando ai recenti fatti di cronaca che hanno sconvolto la Marca. Prima l'incidente è costato la vita a Mara Visentin e Miriam Cappelletto, le due donne travolte sul Terraglio dall'auto di Ronny Levakovic, il 25enne rom accusato di aver guidato a folle velocità. Il secondo, la mattanza di Pieve di Soligo, con la morte di Adriano Armellin, avvenuta poche ore dopo essere stato rapinato e pestato dal 36enne marocchino Mohamed Boumaran. Due fatti diversi, dice il prefetto, simile il carico di dolore e sconcerto. Sidoti usa termini precisi. Si è trattato di episodi che sono di natura assolutamente diversa, di completa incoscienza nel caso dell'incidente stradale che si è verificato, incoscienza delinquenziale, perché non si va in strada in quel modo. In un altro caso è stato un furto che ha avuto purtroppo delle conseguenze gravissime,
faccio sempre le mie condoglianze alla famiglia. Connesso chiaramente il capitolo dei controlli e quindi della prevenzione. Noi negli ultimi tempi, si è visto, abbiamo incrementato notevolmente i nostri servizi sul territorio, sia l'Arma dei Carabinieri che la Polizia di Stato. In corso, assicura Sidoti, anche la sostituzione di quei militari dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure nella Marca, come in stazione a Treviso, e in questi giorni dislocati dal Ministero nei punti sensibili del paese a seguito della crisi ucraina, una riallocazione segnalata e contestata anche dal sindaco Mario Conte. Un decremento dal punto di vista numerico delle forze in campo, ma noi stiamo già rimodulando i servizi in modo da poter sopperire a questa carenza. Ecco, lo avete sentito, sono parole forti queste del prefetto quando parla di incoscienza delinquenziale riferendosi alla tragedia del Terraglio. Razzolini, sono episodi isolati? Perché è il dilemma di questi giorni. Sono episodi isolati o c'è un allarme e sicurezza più generalizzato? E poi connesso c'è tutto il tema dei controlli. Lei cosa ne pensa? Io penso che questo problema è un problema che comunque costantemente abbiamo a quanto riguarda anche le strade, ma non solo quello che è accaduto a Pieve di Soligo. Ci sono sicuramente periodi più intensi e periodi un po' meno. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, io volevo appunto prendere un po' l'esempio che è successo a Valdobbiadene nel mio comune, dove grazie all'assessore Martina Bertelle siamo riusciti a entrare nelle scuole con un'educatrice Chiara, che anche con i consigli di Antonia, una familiare appunto di una vittima sulla strada, si è cercato di spiegare ai ragazzi, perché bisogna partire appunto dai giovani, da quelli che un domani saranno alla guida, cosa vuol dire essere alla guida e cosa appunto sono le conseguenze qualora non si rispetti, in primis magari per colpa del cellulare, poi dell'alcol e di altre situazioni, e quindi anche i rischi che andiamo a incorrere per noi stessi e per le altre persone, che tante volte appunto quello che poi ci rimette è quello che ha subito e non che ha provocato, e quindi questo assolutamente va fatta una sensibilità, e su questo vorrei anche come consigliere regionale lavorare a un progetto di legge proprio per sensibilizzare e con l'aiuto dell'assessore Donatan cercare di entrare il più possibile nelle scuole per sensibilizzare i giovani e per dare sostanza a questo. Dopo, per carità, è sempre una svista, è sempre un secondo che succede questo, quindi diciamo che ogni incidente è a sé, questo va detto, ogni fatto di cronaca è a sé, però a volte serve trovare anche una chiave di interpretazione. Esatto, bisogna lavorare e bisogna costantemente agire, se no comunque non si può rassegnarsi a questo. E quello che è successo a Pieve di Soligo è successo anche in tante altre situazioni. Qui secondo me è un problema di sicurezza, spesso collegata anche a un discorso di immigrazione che non ha una ricaduta positiva su quello che poi è essere in linea con la nostra società, la nostra cultura, i nostri valori, perché a volte c'è un'accoglienza troppo eccessiva che non permette poi di amalgamare comunque all'interno di una società chi ovviamente arriva da altre situazioni, da altri luoghi, e questo assolutamente. Ieri tra l'altro ha fatto anche discutere non va bene. a Pieve di Soligo il flash mob che vi abbiamo raccontato di Lega e Fratelli d'Italia proprio sul tema della sicurezza e della certezza della pena. C'è stata una polemica poi con l'amministrazione comunale del sindaco Soldan, che ha ritenuto quella manifestazione inopportuna. Possiamo anche ritornarci, ma resta un fatto, sindaco, le amministrazioni comunali di fronte a eventi così tragici non è che possono fare chissà che. No, non possono fare qualcosa circoscritto, voglio dire, a quello che può essere la propria comunità, però è anche sbagliato che ogni volta che avvengono questi fatti si focalizza l'attenzione contro qualcuno. Parlava un'iniziativa, un flash mob, adesso ho sentito solamente il tema dell'immigrazione come causa perché dove sono questi politici quando non ci sono queste tragedie?
perché commentiamo sempre questi fatti a posteriori e purtroppo vediamo una mancanza prima. Fare prevenzione, cosa vuol dire? Disegno di legge, sì, va bene tutto, però dopo le tragedie ci sono. Poi determinati fatti, si prendono questi fatti come casus belli per fare polemica politica. Allora ci sono i problemi dell'immigrazione, allora vanno trattati come immigrazione, ci sono i problemi della strada, allora anche qui abbiamo persone che non rispettano le regole. Si tratta di capire, ha detto bene anche il prefetto, la certezza della pena. Qual è la pena che diamo a queste persone o che vogliamo dare a queste persone che non rispettano le regole della nostra società? Perché spesso, volentieri, vediamo che la certezza della pena arriva dopo tanti anni e tanto dolore anche dalla parte delle famiglie, perché continuano a rivivere questi fatti, queste tragedie. Ci sono fatti che li sentiamo ancora dopo anni commentare e non sono ancora arrivati magari a qualche grado di giudizio. Ecco, per esempio si parla spesso di pene più severe e quant'altro, in realtà le pene di per sé molto spesso sono già severe, penso all'omicidio stradale, si tratta di applicare e di rendere poi la pena certa, arriviamo sempre là. E stiamo parlando di integrazione, di immigrazione, ma come sapete da un mese a questa parte c'è un altro tipo di immigrazione, qualcuno dice la stessa, qualcun altro dice è diversa, ma fra poco, dopo la pubblicità, lo vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, c'è Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, buongiorno direttore, che ci parlerà anche dell'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, che è una questione anche e soprattutto sanitaria, in particolare nella prima fase dell'accoglienza, ma facciamo qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo con il direttore Benazzi. Diretta anche per questa domenica 3 aprile, Andrea Basso, Alessandro Granziera in regia, Tommaso Razzolini, Alberto Cappelletto qui con me in studio e collegato via Skype il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Buongiorno di nuovo direttore. Partiamo dal tema dell'Ucraina, dell'accoglienza dei profughi, nelle ore in cui tra l'altro, lo possiamo vedere dall'ANSA.it, Odessa è sotto attacco di nuovo, è stata distrutta una raffineria, comunicano le autorità di Kiev, con l'Unione Europea che dice sono in arrivo nuove sanzioni per la Russia, un quadro che resta tesissimo e in continua evoluzione. Questo cosa significa? Significa che prosegue la fuga degli ucraini dal paese in guerra. Com'è la situazione nella Marca, direttore Benazzi? Cominciamo da qui. Sì, grazie. Intanto devo ringraziare la protezione civile regionale, quella provinciale, la rete e i sindaci che naturalmente con noi la regione stiamo facendo un lavoro direi ottimo proprio di accoglienza, sostanzialmente di accoglienza. Siamo riusciti a dare subito dei posti dove le persone possono andare a trovare rifugio e trovare un'assistenza, ovviamente non solo sanitaria ma anche di tutto altro tipo, quindi dai servizi in generale a proprio il sostegno alle persone stesse. Noi oggi siamo arrivati a 3.086 accessi. Quindi noi contiamo le persone che hanno fatto i tamponi, ovviamente i nostri Covid point, i nostri punti di riferimento, e di queste già 2.904 sono state caricate sul database e quindi regolarizzate con l'STP. Devo anche dire che non troviamo positivi assolutamente, anche l'ultimo gruppo che è arrivato erano tutti negativi, per cui complessivamente, e quindi un numero veramente basso, su 3.086 accessi di fatto abbiamo solo una trentina di positivi che sono stati chiaramente isolati e messi ai Guicciardini di Valdobbiadene, dove un piano delle Guicciardini viene alloggi utilizzato appunto per i positivi, che poi questi verranno spostati nella nuova sede che è trovata che è stata trovata in via provvisoria, che è un albergo a Vittorio Veneto, dove rimarranno fino all'8 di aprile per poi passare a Farra di Soligo. Ringrazio l'Inps perché è stata velocissima a fare i lavori.
Ecco, quindi la macchina sanitaria, chiamiamola così, dell'accoglienza è in moto, appunto lei diceva direttore, i profughi che arrivano dall'Ucraina sulla base di un'ordinanza regionale specifica devono sottoporsi obbligatoriamente a tampone, quindi voi riuscite a monitorare i flussi, questo è? Assolutamente sì, monitoriamo i flussi, ma adesso abbiamo aperto anche, grazie anche al contributo di volontari, di medici volontari, di infermieri volontari, 2 punti importanti dove avremo farmaci che creiamo 2 ambulatori sostanzialmente dove andiamo ad accogliere anche queste persone che hanno bisogno di sostegno dal punto di vista sanitario, e quindi questi saranno aperti da lunedì tutto il giorno con il susseguirsi quindi di varie professionalità, in modo tale da dare anche le risposte in termini sanitari a queste persone che arrivano. Poi ricordo a tutti che nel momento in cui loro si sono regolarizzati con l'STP, di fatto possono accedere a tutti i servizi dell'ULSS, dal pronto soccorso alla medicina specialistica, eccetera. Quindi la rete funziona e stiamo dando tutti insieme, con una grande collaborazione, una risposta efficace, contenendo ovviamente, se in caso dovesse esserci, anche qualsiasi tipo di infezione, non solo da Covid ma da altre patologie che possono essere di origine infettivo, cosa che non è successa, quindi vuol dire che la rete sta funzionando. Che la rete sta funzionando. Le faccio una domanda specifica: come procedono le vaccinazioni sui profughi dall'Ucraina? Sì, sono molto impegnati i miei collaboratori, i nostri medici, i nostri assistenti sanitari, per fare un'opera di convinzione. Ovviamente non è nella cultura non solo degli ucraini ma dell'est fare le vaccinazioni. Fanno le vaccinazioni per i minori, e le fanno tutte, anzi stiamo facendo già anche a loro i cicli. Purtroppo per quanto riguarda le vaccinazioni Covid-19 abbiamo un po' di resistenze, e fino ad oggi siamo riusciti a vaccinare solo un 20% di persone. Siamo sul 20%. Quindi è chiaro che siamo ancora su un numero molto basso. E questo potrebbe costituire un problema da qui ai prossimi mesi? No, assolutamente no, perché chiaramente ricordo a tutti che primo abbiamo ormai, siamo nel Veneto ma anche in provincia di Treviso, siamo al 73,8% di Omicron 2, cioè di Omicron BA.2, che è vero, è molto diffusivo, però è anche vero che non crea grossi problemi, se non ovviamente qualche rinite, qualche raffreddore. Prova ne sia, è vero che queste persone sono vaccinate, ma sono anche anziani e con tante patologie, che nei centri servizi non abbiamo focolai e non abbiamo persone, purché anche se sono positivi, diversi, sono oltre 200 persone che arrivano, anziane, che arrivano in pronto soccorso o arrivano in ospedale perché sono vaccinate con la terza dose booster. E questo non è un dettaglio da poco. Veniamo alla tabella di giornata. Direttore Benazzi, sono stati 4.881 i nuovi casi di positività al virus nelle 24 ore in Veneto, 909 in provincia di Treviso, ma ormai, come sappiamo, la cartina di tornasole di un'eventuale emergenza ospedaliera ce li danno ovviamente i ricoveri che sono attualmente in tutto il Veneto, 790 in area non critica, 60 nelle terapie intensive, quindi qui il dato delle ospedalizzazioni mi pare tutto sommato stabile, possiamo dire questo? Sì, assolutamente sì. Guardi, noi abbiamo 92 persone in area non critica, quindi come lei citava giustamente, 48 persone in ospedali di comunità e 2 persone in terapia intensiva, una a Treviso positiva, che fa fatica a riprendersi purtroppo perché ha tante patologie, e un'altra persona a Montebelluna che è appunto uno straniero, che anche lui è passato dall'area non critica all'area critica. Comunque in ogni caso stiamo, come dire, contenendo, non ci sono problemi, anche perché il tasso di ricoveri che stava salendo, se vi ricordate, l'R/T era 1,09 con un intervallo di confidenza sopra l'1, quindi sopra l'1 il rischio è di ricoveri, cioè che aumentino i ricoveri. Oggi siamo dall'1,09 all'1,02, quindi in calo, e anche il tasso di ricoveri su 100.000 siamo a 7,2, quando
qualche giorno fa eravamo all'8,7, quindi lentamente, ma stiamo comunque ritornando, speriamo alla normalità. Quindi io mi auguro che, pur aumentando la positività, perché è così, perché oggi abbiamo 806 casi positivi su 100.000, non aumentino sostanzialmente i ricoveri. E questo significa che saremo di fronte ad una endemia vera e propria e non si parlerebbe più di pandemia? Assolutamente sì. E quindi potremmo dire siamo fuori dall'incubo? Sì, potremmo dire sicuramente, io non sono mai stato un positivo per eccellenza, anzi ho sempre frenato e quindi continuo a ribadire negli ambienti chiusi, se potete, ovviamente state mangiando no, ma se potete, dove c'è affollamento, ambienti chiusi, mascherina deve essere utilizzata, ma io credo che dal 1° maggio potremo dire sì, di essere nella situazione che ha citato lei. Ecco, e quando il presidente Zaia dice occupiamoci del tema della 4ª dose sui soggetti fragili, dice bene o, sì, guardi, o è un'eccessiva cautela? Come giudica? Allora guardi, il problema di fondo è questo: Israele lo ha fatto e ha protetto, se lo facciamo in soggetti senza pluripatologie e giovani non ha un senso, perché l'immunità, anzi questi soggetti, se prendono ovviamente anche le varie varianti Omicron, poi immagino ne avremo Omicron 2, Omicron 3, immagino, perché questi spike cambiano velocemente, nel soggetto giovane credo che non abbia senso, perché comunque la reazione immunitaria c'è, prova ne sia, noi abbiamo 192 persone che lavorano da noi, operatori che sono a casa positivi senza un sintomo, li abbiamo isolati, sono vaccinati, li abbiamo isolati, sono giovani, mediamente giovani, una media di 40 anni, per cui voglio dire, questi rispondono bene, si fanno i loro 7 giorni a casa e rientrano al lavoro. La persona anziana con pluripatologie ha evidentemente una difesa immunitaria molto bassa, quindi un richiamo porterebbe a innalzare sostanzialmente la difesa immunitaria e renderli ancora, perché come lei sa, nelle persone normalmente la difesa immunitaria dopo 6 mesi dal vaccino comincia a scendere in modo importante. Nella persona con pluripatologie e over 80 va molto più velocemente, nel giro di 3 mesi decade, per cui è chiaro che rinforzare la dose aiuta a proteggere maggiormente queste persone. Non a caso il CTS, che adesso è stato sciolto, l'aveva già indicato circa un mese fa, e l'aveva indicato, se vi ricordate, anche per le persone immunocompetenti, poco competenti, perché quindi dializzati, quindi quelli che avevano fatto i trapianti, eccetera eccetera. Quindi sì, vale la pena di farla. Ultimo argomento, direttore, che vorrei affrontare con lei, che è sanitario, politico, sociale, quello del disagio giovanile, baby gang, bullismo, vandalismo, ubriachezza anche molesta. È di ieri un episodio per esempio di bullismo, possiamo chiamarlo così, poi è difficile definirlo, in un istituto trevigiano dove 2 ragazzi si sono presi a pugni anche abbastanza violentemente, uno è finito anche in ospedale. Con lei più di una volta abbiamo parlato di disagio giovanile, anche della rete di psicologi e assistenti che serve e servirebbe per affrontare questo tema. Sì, guardi, è un tema poi che si incrocia molto anche col tema dell'eccesso di velocità degli incidenti stradali, perché qua parliamo di situazioni, soprattutto abbiamo avuto 2 anni di lockdown. Io comunque lo intendo così, perché anche essere in DAD a scuola, cioè essere comunque non socializzare con gli amici, non stare con la gente, per me, anche se non era un lockdown vero, di fatto i ragazzi, i giovani hanno avuto 2 anni di lockdown, hanno avuto 2 anni dove la socialità è mancata, dove l'egoismo qualche volta e l'isolazionismo creato ovviamente da restare solo a lavorare con Facebook o comunque di fronte a un computer per ore con i videogiochi, ha secondo me accelerato quel processo anche di aggressività dovuta al fatto che non riescono a stare con i loro compagni, quindi non vanno a detendere anche certe tensioni sociali che si possono produrre. La scuola non ha potuto fare quello che avrebbe fatto se ovviamente non ci fosse stato questo problema, che è quello di ovviamente ridurre questi rischi, segnalare i ragazzi
tra virgolette, mi passi il termine, anche improprio, a rischio, cioè che hanno ovviamente la tendenza all'aggressività, la tendenza a essere un po' asociali, fuori dagli schemi, eccetera, eccetera. Che la scuola è stato un grande campanello d'allarme anche per noi ULSS, per indicare le difficoltà dei giovani. I comuni che con ovviamente i loro centri, con le parrocchie, eccetera, cioè in 2 anni hanno distrutto una rete che si era costruita straordinaria per ovviamente affrontare proprio questi disagi, che sono legati a tutto, che poi la solitudine al giovane porta magari all'utilizzo di sostanze, porta anche all'utilizzo dell'alcol, eccetera. Quindi l'utilizzo di un cellulare sfrenato che ti isola comunque dagli altri. E poi ovviamente noi che come ULSS non abbiamo potuto fare, ecco, il nostro compito, che era quello di raccordarsi con la scuola e con i comuni per, come dire, entrare all'interno di queste istituzioni importanti e con loro collaborare per evitare questi disagi. Adesso l'Azienda Zero dovrà fare un concorso fra pochissimo. Noi contiamo di portare a casa 20-24 psicologi e una parte di questi serviranno proprio all'interno di consultori, all'interno del SERD, all'interno quindi di queste nostre unità operative che affrontano il disagio giovanile. Continuo a ribadire sempre, grazie a questa rete che abbiamo, che è fortissima, credo che sia una rete in provincia di Treviso straordinaria, devo ringraziare veramente i sindaci di questo, questa rete straordinaria tra sindaci, ovviamente noi e scuola. In questo modo credo riusciremo sicuramente a contenere, ecco, queste forme, perché quindi avremo i campanelli d'allarme. Direttore, arrivano i rinforzi, possiamo dirla così. Tra l'altro vi do una notizia di cronaca che mi conferma la nostra Lina Paronetto. Stanotte all'1:40 a Spresiano, in un esercizio pubblico, ignoti hanno spruzzato dello spray contenente sostanze urticanti in una pista da ballo. I responsabili della struttura hanno evacuato in via precauzionale il locale che veniva così areato e sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri. A seguito dell'evento 4 giovani sono ricorsi alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Treviso, sono stati poi dimessi con prognosi di alcuni giorni per sintomi urticanti al volto. Ecco, questa non so. Questo, può essere un segnale anche questo, no? Qualche volta i giovani, purtroppo, che per attirare l'attenzione, perché qualcuno li guardi, qualcuno li osservi, qualcuno dia loro delle risposte, arrivano anche a degli eccessi che per noi ovviamente sono incomprensibili. Io credo che su questo dovremmo lavorare molto, ecco, insieme, ma quello che mi conforta, arrivati questi psicologi, è che abbiamo questa rete che per noi è sostanziale, che da soli non si va da nessuna parte. Con i comuni e con la scuola credo che riusciremo veramente a rientrare da questo fenomeno che è legato molto, mi creda, credetemi, a questi 2 anni, io li chiamo per i giovani di lockdown. Grazie direttore Benazzi, buona domenica e buon lavoro. Regionale, il sindaco, grazie e buona giornata, grazie. Arrivederci, grazie. È inevitabile ripartire da qui, sindaco Cappelletto, nel senso che anche in questo caso è la cronaca che poi dà le priorità nell'agenda politica e degli amministratori. Ieri ne abbiamo parlato a lungo anche con il sindaco di Treviso Mario Conte, che sta incontrando i giovani e quant'altro. Lei avverte questo disagio giovanile nel suo comune? Perché anche San Biagio è un comune importante, popoloso. Non solo lo avverto, ma anche i segnali ci arrivano di disagio giovanile. Il fatto che ci siano, li ha definiti eccessi il dottor Benazzi, sono eccessi che ci fanno alzare le antenne, e l'unica risposta, condivido quello che si sta facendo tutti insieme, l'unica risposta è fare sinergia, continuare a fare sinergia
tra le varie istituzioni, tra tutti quegli enti che sono centri educativi, riuscire a portare progettualità affinché i giovani sappiano che possono avere delle risposte. Sembra una banalità, ci sono anche i cosiddetti servizi, gli autisti che fanno servizio nelle nostre strade perché accompagnano le persone. Ecco, perché non prendere tutte queste persone che durante la fase del lockdown hanno avuto veramente un crollo anche delle loro entrate, è il loro lavoro, e utilizzare per accompagnare questi giovani se vogliono andare a divertirsi senza che dopo debbano prendere la propria auto e incorrere magari in incidente stradale con tutti i lutti conseguenti. Quindi potenziare anche il sistema delle navette. Il sistema delle navette, perché i giovani possono recarsi a divertirsi perché hanno bisogno di divertimento, tante volte gli eccessi li portano per vedere cosa succede, perché molto probabilmente questa campana di vetro che durante questi 2 anni del lockdown ci sono stati, li ha isolati, e quindi c'è questa predisposizione, vorrei quasi dire, di vedere cosa succede. Quindi questi eccessi poi alla fine pagano i ragazzi che sono andati in ospedale, ma ricordiamoci che in questo caso eravamo mi sembra di aver capito, sul locale da ballo. Sì. E quindi voglio dire, un luogo dove dovremmo divertirci, e dovrebbe servire solo per divertirsi, non per creare disagio o altri tipi di situazioni. Quindi il controllo del territorio, la presenza costante del territorio, sia attraverso psicologi, perché abbiamo bisogno di persone che ci facciano riflettere, perché non dobbiamo avere paura della parola psicologo, sono persone che aiutano a riflettere, che ci aiutano a porci delle domande, e sono le domande o gli interrogativi giusti, e quindi proseguire con questa sinergia, perché è l'unica realtà, l'unica risposta che riusciamo a mettere in campo, che bisogna mettere in campo, riuscire a mettere in campo per dare quelle risposte che anche i nostri giovani hanno bisogno, perché tante volte in primis sono i genitori, però dobbiamo pensare che ci sono tante fragilità quando si parla di sociale, che spesso e volentieri anche questi giovani si sentono soli, anche se sono accompagnati, hanno la famiglia. Certo, e diciamo che lo abbiamo raccontato più volte, la pandemia ha enfatizzato questo senso di solitudine. Poco tempo fa il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto era presente qui in studio, era nostro ospite, e ha detto: qui serve un piano Marshall per la salute mentale, soprattutto dei più giovani. E le rassicurazioni che sono arrivate da Benazzi però sono importanti, ce le aveva anticipate qualche settimana fa al nostro telegiornale, ma nella Marca potrebbero arrivare 20-24 psicologi da impiegare soprattutto sul fronte del disagio giovanile. Questa, Razzolini, è una buona notizia. Questa è una buona notizia, e ringrazio anche il direttore Benazzi e tutto il personale medico e sanitario che in questi anni veramente sta dandosi da fare di non poco conto, perché insomma sono sempre in prima linea. Benazzi lo sa, su questo anch'io insomma ho fatto un po' di pressione affinché arrivassero appunto i psicologi. Sicuramente la pandemia ha creato problemi ai giovani, che sono quelli che hanno avuto una ricaduta maggiore nel senso negativo di questa situazione, ma non solo ai giovani, anche a tante altre persone. Con i psicologi un altro tema da affrontare, e che Benazzi sa, è quello del decadimento cognitivo con persone soggette ad Alzheimer, quindi bene che avvengano appunto nuove personali, figure sanitarie nel sistema, perché effettivamente in questo periodo è difficile anche trovarli, ma c'è un bisogno veramente importante di queste figure, di queste persone, quindi benissimo. Diciamo questa, che l'attenzione va notizia. rivolta alle fasce più fragili. Tra l'altro qui c'è un'iniziativa che fa un po' la sintesi di quello che lei sta dicendo, che si svolgerà a Belluno il 5 aprile, la leggo qui al momento. Sarà presentata una giornata di riflessione sulla salute mentale e il disagio dei giovani nella provincia di Belluno, e a farlo sarà un'associazione che si chiama Antenna Anziani, quindi anziani che si occupano di giovani, e dovrebbe essere anche il contrario, soprattutto in un momento come questo, Sindaco. Quando parliamo di anziani, in questo momento anche una priorità che la stiamo vivendo quotidianamente nelle nostre realtà è quella della carenza di medici di medicina generale. La persona anziana, perché il proprio medico con cui è stato anni la propria vita, va in pensione, quindi va in quiescenza,
e la sostituzione purtroppo stiamo riscontrando che non c'è, fa fatica ad esserci. È successo in questi giorni a San Biagio? Anche in questi giorni a San Biagio è andato in pensione un medico, e trovare e quindi far sì che quella utenza, quei cittadini che avevano questo medico, dirottarli presso altri medici affinché possano godere di un servizio. Anche questo diventa difficile, perché poi anche il sindaco in prima linea riceve tutte le telefonate conseguenti a queste dinamiche, vuoi dalla fila che c'è presso gli sportelli per poter avere l'assegnazione di un altro medico, vuoi dal fatto che una persona anziana si ritrovi al posto di dover fare chilometri per potersi recare dal medico e magari è impossibilitato anche ad andarci perché non guida più l'auto, perché non ha quella mobilità come prima. Quindi anche questo è un tema su cui bisogna riflettere, quindi auspichiamo quanto prima che possa esserci anche in questo caso un bel bando dove vi siano giovani, figure giovani che escono dal loro percorso di studi affinché possano godere, venire presso i nostri territori a fare quell'attività, e per questo bisogna incentivare anche il fatto di medicina generale, cioè nel senso di aggregazioni, perché riusciamo a coprire H24 sostanzialmente quello che è una necessità. E poi qui si collega tutto il tema delle case della salute individuate dal PNRR. Che anche questo è un tema che può portare a tutta una serie di tensioni nel nostro tessuto sociale. Questo è uno dei temi più sentiti tra la popolazione. Esatto. È uno dei temi più sentiti. Lo abbiamo riscontrato anche. Noi ogni giorno riceviamo telefonate di persone, di cittadini che sono arrabbiati per la carenza di medici di base, perché poi alla fine sono il primo anello di congiunzione tra la salute dei singoli e il sistema. Bisogna anche dire che ci sono delle difficoltà, però ci sono anche molti cittadini, l'abbiamo visto da un'indagine che abbiamo fatto nel nostro territorio, dove l'aspetto, i servizi, l'attenzione al sociale è ai primi posti anche come indice di qualità della vita. La gente apprezza ciò che viene fatto. Sappiamo che abbiamo tutta una serie di criticità che dobbiamo affrontare, e quando parliamo di criticità speriamo di riuscire. La rete c'è, quindi conferma ciò che diceva anche prima Benazzi. E chiaramente i fabbisogni sono mutevoli, sono in evoluzione, poi lo vediamo anche nelle case di riposo, manca il personale. Anche questo è un fronte per certi versi drammatico. Io con voi vorrei toccare un ultimo tema che è proprio di questi giorni. Oggi per esempio il Gazzettino del Nord-Est apre con l'ennesimo SOS delle imprese energia, fare e di più. Il riferimento è al decreto energia approvato dal governo 2 settimane fa, con lo sconto per esempio sul carburante e quant'altro, che durerà solo il mese di aprile. Poi cosa accadrà ce lo dice in questa intervista il ministro bellunese Federico D'Incà, che parte dalla situazione in Ucraina inevitabilmente. Sentiamo D'Incà. C'è un lavoro da parte dell'Italia in questo momento diplomatico per cercare di riportare le persone, sia russe appunto, le autorità politiche russe ed ucraine, attorno ad un tavolo per, diciamo, in qualche maniera stipulare prima una tregua e poi di fatto andare ad un tavolo della pace. Ed è molto complicato, tra l'altro le problematiche legate anche al gas, all'energia elettrica si fanno sentire pesantemente nel nostro paese. Fortunatamente siamo intervenuti con 20 miliardi di euro e in qualche maniera si è vista la differenziazione con i 25 centesimi in più al prezzo della pompa per quanto riguarda il gasolio e la benzina. Ancora non basta, non è sufficiente, occorre far sì che il nostro paese possa diventare finalmente autonomo a livello energetico. Ci sono già altri provvedimenti in vista per questo caro bolletta, stretto giro di posta, anche una volta ultimati gli sconti sui carburanti? Noi abbiamo adesso questi 4 miliardi di euro fino a fine aprile che derivano dalla tassazione extra profitti mai fatta prima delle aziende che avevano fatto dei guadagni particolari nell'ultimo periodo, quindi è stato veramente un atto molto coraggioso da parte del governo. Chiaramente verificheremo sul DEF la situazione economica del nostro paese e se serve interverremo ancora, perché almeno per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle al centro in questo momento vi sono le persone, i cittadini, le famiglie, le nostre aziende, con il costo dell'energia e delle bollette che rischia di mandare in tilt la nostra vita. Meno il riarmo qui.
Ma sapete, noi abbiamo chiesto che vi sia una gradualità nell'arrivo al 2% e soprattutto che vi sia finalmente un esercito europeo con questa bussola strategica che di fatto diventa il cuore pulsante dell'esercito e che metta insieme le tante risorse che l'Europa mette sugli armamenti. Spendiamo tutti quanti insieme 230 miliardi di euro, praticamente il valore della Cina. Dobbiamo in qualche maniera metterli a regime insieme e farli lavorare ancora di più insieme questi nostri eserciti. Abbiamo tutta l'intenzione di proteggere il sistema Italia, proteggerlo e rilanciare il nostro Paese. Tra l'altro in questo momento in Parlamento vi sono 4 riforme fondamentali: la riforma del fisco, la riforma degli appalti, la riforma della concorrenza e la riforma del CSM. Sono mesi importanti per il nostro Paese per raggiungere gli obiettivi che sono 101 del PNRR, che per noi rappresentano da qui al 2026 235 miliardi di investimenti. Ecco, avete sentito il ministro D'Incà, passato in rassegna i temi caldi del momento, compreso il tema, compresa la questione del riarmo che ha in qualche modo fatto passare una settimana travagliata all'esecutivo. Però rimaniamo sui temi concreti, quelli che interessano le famiglie. Il caro bolletta e il caro carburante, con D'Incà che dice siamo pronti a portare avanti un altro provvedimento, perché ovviamente con la fine di aprile finisce anche la scontistica sulla benzina. Basta? Cappelletto. Diciamo che in questo momento stiamo, come si dice, è il popolo che sta pagando tutte queste ripercussioni anche dovute alla guerra in Ucraina. Questi aumenti dell'energia hanno messo in evidenza, voglio dire, un limite anche del Paese, o quantomeno tanti no che possono esserci stati nel passato, oggi si ripercuotono in modo negativo su quelle che sono le condizioni, il quotidiano, il vivere. E io posso constatare quello che sta avvenendo anche in una realtà come San Biagio di Callalta. Vabbè, gli aumenti per le bollette ci sono tutti, raddoppio addirittura, tanti problemi e anche tanto malessere da parte dei cittadini, perché vuol dire togliere via anche quel piccolo risparmio che avevano, quindi questo è il primo approccio. Sicuramente tutti gli aumenti delle materie prime, anche questo incide, non è iniziato tutto con la guerra, l'aumento delle materie prime, è iniziato anche prima, va detto, però stiamo vedendo in questo momento che tutta una organizzazione, un percorso che anche le amministrazioni avevano fatto, sta aumentando tutto, quindi voglio dire gare che vanno deserte perché l'aumento è oltre il 30%, quindi anche il PNR, si sta parlando di PNR, le amministrazioni che si sono preparate, hanno fatto progettualità per poter avere anche un quadro economico di quello che poteva essere la spesa, oggi non vale più. Rifare il quadro economico vuol dire in termini di tempistiche, a parte l'aspetto economico che è maggiore, ma vuol dire in termini di tempistiche prendersi altri 3-4 mesi quando uno poteva essere pronto per poter procedere. Assolutamente. Quindi vuol dire anche l'allungamento dei tempi, esatto. Non per ultimo vorrei ricordare tutta una serie di conseguenze anche col discorso 110, no? Che è stato bloccato, le banche non servono più, cioè ci sono tutta una serie di dinamiche che l'aumento stesso non è tanto il costo anche dell'energia, che magari negli anni adesso tutti stiamo guardando a come poter risolvere questo tema, come poter fare gli investimenti dalla pubblica illuminazione, trasformarla magari tutta a LED, perché vuol dire abbattere in modo significativo quelli che sono i costi poi di energia e di consumo, ma in questo momento anche per andare a modificare gli impianti di illuminazione c'è bisogno della materia prima. E la materia prima ha già dei costi, è introvabile in questo momento. Quindi la carenza di materia prima, questi preventivi che stanno esplodendo in mano. Tra l'altro ieri sera abbiamo aperto il nostro telegiornale con l'allarme che arriva per esempio dai produttori del Prosecco, manca il materiale per l'imbottigliamento. È un allarme molto serio perché riguarda il cuore dell'economia trevigiana. Lei conosce molto bene questo settore, Razzolini. Sì, ci sono tanti quasi tutti insomma, i produttori preoccupati perché il vetro è in aumento, quindi le bottiglie costeranno di più e di conseguenza si ripercuote poi sul prezzo finale del prodotto, e questo è pericoloso. Collegandomi al discorso di prima, vorrei dire che forse l'Unione Europea e i nostri paesi hanno fatto troppo poca politica estera. Prima si parlava di immigrazione e quello che poi è successo in negativo
è dovuto sicuramente da una politica estera non gestita e forse neanche tanto attuata e pochissima diplomazia in merito. Quello che sta succedendo oggi tra Russia e Ucraina è perché comunque abbiamo pensato che potevamo anche non parlare, non fare attenzione di questo, e oggi con l'invasione della Russia a parte l'Ucraina questo poi va a aumentare il costo delle materie prime. Come fa l'Unione Europea a dire a noi non va bene e la Russia va punita? Sicuramente non dichiarando guerra, se no vuol dire che andiamo ad aprire una terza guerra mondiale, ma ponendo sanzioni. Le sanzioni vanno a penalizzare certi stati, qualcuno magari anche ci può guadagnare, ma stati come il nostro, come l'Italia, avranno una delle ricadute peggiori. Quindi bisogna che l'Unione Europea crei dei meccanismi di indennizzare e di sostenere quegli stati che con le sanzioni, che sono anche giuste, delle misure di compensazione, assolutamente, diciamo. Esatto, bisogna creare delle misure di compensazione, perché questo è veramente un problema, e bisogna pensare alle politiche energetiche che non devono essere solo fotovoltaico, che magari il più delle volte è prodotto in Cina con le centrali a carbone, ma bisogna pensare a delle politiche veramente innovative e che diano respiro all'economia dell'Unione Europea. Ieri per esempio in Piazza Borsa a Treviso proprio il Presidente della Camera di Commercio, l'assessore regionale Caner, il Presidente della Confartigianato Bernardi di Treviso hanno appunto chiesto di rivedere la PAC per esempio, e anche per l'appunto di trovare un meccanismo, chiamiamolo di compensazione, chiamiamolo come vogliamo, per quelle imprese che escono con le ossa rotte dall'interlocuzione con i mercati dell'est, soprattutto Russia e Ucraina. Pozza ha detto una cosa abbastanza forte: il Veneto non è la Basilicata, il Veneto ha una, ma non per ovviamente per dire, l'export del Veneto verso quei territori è solido, è forte, e quindi è chiaro che ci sono delle ripercussioni dirette. Abbiamo visto gli indici che danno il dimezzamento del PIL. Quello è il tema sostanzialmente. Io vi ringrazio, grazie davvero. Grazie Sindaco Alberto Cappelletto, grazie Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Noi dopo la pubblicità avremo un vero e proprio personaggio, lo conoscete tutti, che da domani entra ufficialmente nella nostra famiglia per tenervi compagnia tutte le mattine su Tele Nord-Est. È un personaggio che ha vissuto in pieno gli anni '80 e ce li racconterà di prima persona. Non vi dico chi è, ma ci vediamo dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per raccontarvi questa domenica 3 aprile a Nord-Est. Abbiamo parlato dell'accoglienza dei profughi dall'Ucraina anche con il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Ci sono le parole del Papa pronunciate questa mattina, Papa Francesco, che dice: questa è una guerra sacrilega, è in corso una tragedia umanitaria. Così Francesco torna a pregare per l'Ucraina. Nella giornata in cui dobbiamo dare conto dell'ennesimo attacco a Odessa, città che sta diventando martire al pari quasi di Mariupol, una tragedia che sembra non avere fine. Poi c'è la cronaca di giornata, vi abbiamo raccontato prima con la notizia che ci è stata confermata anche dalla nostra Lina Paronetto di questa serata ad alta tensione in discoteca a Spresiano, dove ignoti hanno spruzzato dello spray urticante nella pista da ballo e 4 giovani sono finiti al pronto soccorso, sono stati dimessi, ma per l'appunto hanno ancora dei sintomi urticanti al volto, notizia che abbiamo commentato anche con il direttore generale Benazzi. Io do il benvenuto, grazie davvero, al mio nuovo collega, al nostro nuovo collega di Media Nord-Est, Barry Mason. Infatti hai detto, no? Hai detto entra nella nostra famiglia, no? Allora ti chiamo fratello. Assolutamente. Sei mio fratello adesso. Praticamente. Adesso E perché da domani parte una nuova trasmissione con ospiti collegati
collegamenti dal territorio, focalizzata soprattutto sul territorio padovano, perché partirà sul 18 su Telenord Est. Telenord Est, che tra l'altro è una bellissima TV, come d'altronde tutte le televisioni del gruppo, e devo dire che per me è stata una grande emozione e soddisfazione, perché anche se ho dei trascorsi in televisione, perché si facevano programmi musicali all'epoca. Poi li vedremo. Sì, infatti. Sì? Dopo il strappolone. aspetta. No, ma è ingrata questa cosa, perché all'epoca avevo molti capelli, quindi ritrovarmi, insomma, sono passati alcuni anni. Però devo dire che dal 2004, quando feci questa scelta radiofonica di dedicarmi di più alla parte giornalistica, che è quella del DJ, divenni questo DJ giornalista, no? E fu una cosa che mi prese moltissimo. E il mondo del giornalismo, anche quello, diciamo, non proprio quello serio, no? Quello anche che si occupa un po' di tutto, dell'infotainment, mi ha affascinato al punto tale che ho cominciato a fare delle cose. Poi è successo che sono entrato nel mondo della televisione e mi ci sono buttato proprio di testa, pur sapendo che c'era un po' d'acqua, ma poca, e entrando nel mondo della televisione ho visto che si poteva fare questa cosa. Ed eccomi qua. Ed eccoci qua, la trasmissione si chiama Tutto Mattino, impeccabile. Infatti. Tutto Mattino è questa trasmissione che abbiamo pensato e voluto, naturalmente tutti insieme, perché una cosa che è bella di questo ambiente di Media Nord-Est è che è una squadra. Io l'ho già detto l'altra sera da Luigi Baccialli, dal direttore, che è come giocare nella Juve, anche se io sono interista, mi dispiace per chi è milanista, ma lo ammetto, capisco poco di calcio, forse anche per quello che sono interista, ma devo dire tu dici a un calciatore, non vai a giocare nella Juve, e dici, però la Juve una volta perdi, una volta vinci, ma è la Juve, e quindi venire a Media Nord-Est è come entrare nella Juve. E quindi hai già sviluppato senso di appartenenza. Sì, è tutta un'altra, è una cosa importante. Poi trovarmi qui con Christian, che io sono sempre stato abituato a vederlo lì, a leggere il telegiornale giorginamente, e vederlo così, che ride, che scherza e che tra virgolette sbottona, devo dire che non è male. A ciascuno il suo, diciamo. Ma senti Barry, allora si parte domani mattina alle 7 in punto, quindi all'alba. Alle 7, sì, infatti io naturalmente vengo. Tu sei abituato? Sì, perché alla radio io mi alzavo alle 4:30, alle 5 meno un quarto per fare la trasmissione delle 6. Quindi io cominciavo a fare il morning show alle 6 fino alle 9:30 del mattino, a volte anche alle 10. Ed era una cosa così, con la differenza che la radio ha dei tempi completamente diversi, ci sono le canzoni. Qui invece in televisione i tempi sono veloci ma differenti, ci saranno i servizi come i servizi della settimana, con la collaborazione di tutte le redazioni. La cosa bella è questa, perché qui insomma, tra l'altro io qui sto imparando veramente di tutto da tutti. Quindi ci tirerai giù dal letto sostanzialmente. Io punto su quelli che sono già svegli, comunque, quelli che stanno dormendo a quell'ora lì con rassegna stampa, i primi ospiti. Cercheremo di avere più ospiti possibili, si parlerà di politica, si parlerà di servizio, si parlerà di fatti anche personali, di storie. Cerchiamo di dare spazio un po' a quella che è la vita quotidiana delle persone che comunque vivono una vita di tutti i tipi, semplice, normale, incasinata, come in mezzo ai casini, in mezzo alle gioie, ai dolori, tutto quello che è possibile. Ci sarà anche tutto il tempo proprio per sviluppare i temi. Certo, sì, dobbiamo dare questa possibilità, questo spazio, e poi naturalmente è logico che gli ospiti verranno scelti, insomma, molti si propongono, ed è una, sai, per noi che siamo qui, che dobbiamo creare le situazioni, avere anche gli ospiti che si propongono è una cosa positiva, perché vuol dire che la gente vuole esserci, vuole stare in televisione. Si accettano candidature. Infatti, si accettano candidature non è male, effettivamente. Quindi sì, devo dire che è una cosa che mi riempie di orgoglio, di soddisfazione e anche di voglia, insomma, è meglio non fermarsi mai. Poi, tra l'altro, questa trasmissione capita in un momento
complesso da raccontare, perché ci sono tanti livelli, no? Certo. Che si stanno in qualche modo intrecciando, il livello internazionale, nazionale, il livello locale. Ormai veramente viviamo una interconnessione totale. È incredibile, poi in un mondo che è cambiato, che io vivo radiofonicamente da metà degli anni 70 e televisivamente dall'inizio degli anni 90. E non c'erano telefonini, non c'erano social, non c'era, internet era poca roba, era tutto molto diverso ed è veramente singolare come tutto sia cambiato, come l'informazione stessa sia cambiata. L'informazione è immediata, cioè quello che succede sulla rete, se tu stai guardando la televisione, quello che succede sulla rete lo hai in televisione nello stesso identico istante, anche se devo dire che l'informazione si è evoluta anche sulla carta stampata, perché la carta stampata che si è trovata in una situazione di debolezza rispetto, perché quando tu devi chiudere un giornale alle 11:30 di sera, tutto quello che succede dopo, il giorno dopo o all'ultimo momento, il giorno dopo non è sul giornale, però anche lì c'è stata un'evoluzione, perché sul giornale trovi delle cose che effettivamente non puoi trovare nella velocità del mondo radiofonico, televisivo, dei social. Diciamo che in generale è cambiato il flusso delle notizie. È cambiato il flusso delle notizie, credo che questa sia la definizione corretta. È tutto diverso, anche perché poi il mondo del giornalismo, anche quello si è evoluto, lo stesso spettatore è diventato un piccolo giornalista, lo stesso ascoltatore è diventato un piccolo giornalista. Cioè, io a volte mi chiedo a cosa servono le telecamere angolari quando ho i miei vicini di casa, che basterebbe chiedere le cose a loro, quindi non è che ci sono persone che hanno... Il giornalismo partecipato per certi versi. Sì, però è cambiato tutto, il mondo di internet, dei social ha cambiato la mentalità, la voglia e soprattutto il modo di pensare dei nostri giovani. Io se penso a quando io avevo 14-15 anni e guardo i ragazzi che hanno adesso 14-15 anni, c'è un abisso. C'è un abisso per quel che riguarda la velocità, la consapevolezza, l'azione, però siamo andati a perdere alcune cose che ai nostri tempi erano, come dire, congenite, cioè te le dava la famiglia. Adesso è un po' più difficile, perché? Perché la famiglia rischia di avere i figli fuori controllo, perché hanno troppi amici che sono tecnologici, cioè nel senso, questo per esempio è l'amico più pericoloso. Lo abbiamo detto più volte anche nel corso di questa diretta. Ed sono cose che vanno tenute in considerazione, perché sai, tu non puoi controllare, sì, puoi mettere il parental control, puoi mettere tutto quello che vuoi ai telefoni, però i ragazzi... Diciamo ci sono tanti stimoli. Certo, sì. Quindi è tutto più difficile, ci sono tante più... È un po' come un'auto. Io faccio un esempio adesso, no? Un'auto, quando tu avevi una 127, una 128, una vecchia auto degli anni 70-80 aveva 3 o 4 comandi, molto semplice, 4 marce, 2 lancette, era molto semplice. Adesso ogni auto è un computer. È proprio un computer, per non parlare di auto estremamente tecnologiche. Quindi bisogna conoscere tante cose. Quando tu facevi la scuola guida, andavi a farti la patente quando avevi 18 anni, 40 anni fa o 35 anni fa, non è come fare la patente adesso. Adesso ci sono altre cose, i cartelli per carità sono rimasti gli stessi, ma è cambiato tutto, è cambiato il flusso, le strade sono rimaste quelle. Ed è probabilmente il problema che abbiamo qui in Italia per certi versi, perché noi abbiamo scimmiottato un po' i modi di vita degli altri, rimanendo con la mentalità nostra, e quindi è il classico flusso dei dati che non passa, ci sono troppi dati, e quindi c'è un disallineamento, ed è troppo piccolo questo cavo.
passano troppi dati in un cavo troppo piccolo. Quindi e forse il giornalista o comunque l'operatore dell'informazione serve forse a fissare una linea delle priorità, a fare un po' di ordine. Ma sicuramente è un po' come il vecchio vigile urbano che stava in centro alla strada, fermo, passa tu, adesso invece vogliono passare tutti. Io ieri osservavo, per esempio, due ciclisti amatoriali, proprio ieri mentre tornavo dalla redazione, osservavo due ciclisti amatoriali che andavano in coppia sul ciglio della strada, finché riuscivano stavano dentro al pezzetto che era consentito alla bicicletta, ogni tanto uscivano, dopodiché nel momento in cui qualcuno ha suonato si sono arrabbiati, ok? Quando siamo arrivati tutti al semaforo, tutti si sono fermati al rosso tranne loro e sono passati. Quindi abbiamo come dire, le regole piacciono sempre meno. E si rispettano sempre meno e ce ne sono sempre di più. Certo. E questo è un grave problema. L'atteggiamento generale è quello di una autoassoluzione continua, soprattutto nei propri confronti. C'è un mio carissimo amico, no? Che usando il dialetto, dice: vivemo su un mondo dove che tutti sa. Sì, sa tutto. Ed è così, perché tu incontri una persona, lo stesso che quello che va dal medico con la ricetta con la diagnosi già pronta perché l'ha vista su Google, va dal medico, dottore buongiorno, io ho questo, mi serve questo. Sì. Siediti che ti Fino a qualche mese fa eravamo tutti virologi, adesso siamo tutti esperti di geopolitica. Sì, di geopolitica e di strategie militari. Soprattutto. Senti Barry, ci stiamo muovendo un po' sul filo della nostalgia e allora buttiamoci dentro, no? In questi ruggenti, famigerati, bellissimi anni '80 che tu hai vissuto appieno e hai vissuto da protagonista. Abbiamo anche delle immagini. Non vale, sì, assolutamente. Ho visto Andrea, mandiamolo in onda. È una carrellata di una... Ero molto diverso. Ma insomma non tantissimo. Di certo tutti eravamo diversi, erano tempi diversi, ma erano... Eccomi. Eccoti alla console. Qui è il Tubà di Taormina, vedete quanti capelli avevo. Qui la prima esperienza in televisione che ho fatto, Festival Bar. Dici niente. Festival Bar. Correva l'anno 1000? Qua era l'86, credo. Quindi cantavi i Few, se non sbaglio. Sì, qui ero in America, qui negli Stati Uniti, avevo girato un video negli Stati Uniti, vedi che facevo delle cose un po' stravaganti all'epoca, poi ho smesso. Sì, erano... Quindi le farai anche domani mattina? No. Questi sono dei video di alcune clip, sono dei clip, vedi, qui un po' di amici che Disco Verde, prima di andare al Festival Bar si faceva il Disco Verde. Si faceva Disco Verde, qui sto tagliando un disco con la forbice. Qui era il periodo che ho lavorato con la Ferrari, con il mondo della Formula 1, sono stato 8 anni e qua è stato quando vinsi il concorso, vedete che quello è Nuccio Fava. Questo è il primo dei video che ho fatto, poi feci un altro video sui cani abbandonati, votavano da casa. Questo è Beppe Cuva, è il direttore dell'attuale Radio Subasio, e qua è un altro Festival Bar, questo mi pare fosse a Jesolo o a Bergamo. E poi qua alcune scene, ecco qua c'è stato, vedi che c'è anche Sabrina Scialpi. Assolutamente. E qui è stato quando mi hanno consegnato il premio, eravamo in 24 giornalisti da tutta Italia, ecco vedi queste cose un po' particolari che ero un po' più giovane, riuscivo a farle meglio. Cioè molto atletico tra l'altro. Perché sei anche uno sportivo tra l'altro. Sì, quello sì, ma non ho mai smesso di fare sport e poi insomma anche questa cosa dei cappellini coi dischi che ho inventato nel 1991 e poi ho portato avanti. Sì, insomma, vedi che quando facevo un po' di spettacolo. Poliedrico. Un po' di spettacolo, sì, sono sempre stato uno che ama la musica, suonarla, scriverla e anche produrla. Ho fatto 27 dischi, non di quelli,
quelli sono gli invenduti, quelli ci sono delle cose un po'. Questa è una cosa che facevo sempre quando avevo lo spazio, che qui era con la Philip Morris al Picchio Rosso di Modena, poi insomma, per carità, i locali che potrei elencare sono più di 800, cose fatte, vedi, negli anni 80 c'erano i primi computer e si facevano queste cose. Ecco, qui al Cantagiro, quando sono stato ospite al Cantagiro c'era Fiorello, Miriam Fecchi, anche lì ne ho combinate sul palco di tutti i colori, ho fatto imparare. Ecco, e invece qua Maurizio Costanzo Show mi ha invitato alla redazione perché girava, hanno fatto un articolo su un giornale dove si diceva: ma tu tagli i divani con la motosega, è vero? E io dico, sì, qualche volta lo faccio, allora vieni a raccontarla. Non eri un artigiano della qualità, no, diciamo no, esatto. Sono andato a questa, vedi, insomma, alla fine poi anche queste cose, le prime cose che facevo in televisione erano queste cose, insomma, abbastanza perché tu sei stato uno dei primi DJ, sì, e anche uno dei primi VJ. Sì. Tra l'altro sì, sono stato anche tra l'altro uno dei primi DJ italiani a fare i dischi, perché ricordo che una discussione che facevamo a Radio DJ, proprio a Radio DJ con Baldini, che quando mi chiamò a fare, eravamo amici così, e lui disse questa cosa e la sapeva perché anche loro, il periodo che ho cominciato a fare radio io nel 77, poi loro erano più giovani e quindi non sapevano queste cose. Poi naturalmente nei network, le radio nazionali, hanno cominciato a mettere i dischi. Per esempio uno dei primi che è stato un DJ, uno speaker radiofonico a fare dischi fu Glenn White, che tutti conoscono, certo, con la canzone Cano. Tra l'altro lo saluto Glenn perché è un mito anche per me e come per tutti gli altri. E la cosa bella, sì, io sono stato uno dei primi che poi si è buttato anche a fare dei programmi televisivi e facevo delle cose anche un po' stravaganti, tipo in due, cioè due che si incazzavano ed ero sempre io, quelle cose lì che poi negli anni hanno fatto anche gli altri. Io dico sì, ma io avevo già fatta quella cosa. Per carità, non c'è nulla da inventare, perché abbiamo visto che non c'è assolutamente niente da inventare, c'è solo da inserire in tutto quello che già succede, che già si fa, un po' di personalità, cioè ognuno mette quello che è, quello che sa, poi piace, non piace, quello è un altro paio di mani, cioè sono i rischi che corri, certo. Vale un po' per tutte le cose della vita che si fanno, certo che sicuramente. E quindi non ci resta altro che sintonizzarci domani mattina alle 7 in punto su Telenord-Est. Yes. Alle 7 in punto. Ecco, per capire cosa combinerai stavolta. Sì, no, ma non vi aspettate che mi metta sarà una cosa molto tranquilla, cioè, è un programma di taglio giornalistico, infotainment, avremo degli ospiti, si parlerà, logico che a me verrebbero le battute, cercherò di non farle, potrei dirvi tante cose, insomma, come ho detto a lui che è mio fratello, che visto e considerato che mi ritiene uno di famiglia, io lo ritengo un fratello, quindi fra poco mi chiederai. No, più che altro ti chiederò se andiamo a pranzo fuori, paghi tu. Esatto. Allora, certo. Facciamo così, domani mattina tutti incollati al televisore alle 7 per vedere questa nuova avventura di Barry Mason e questo racconto della sua realtà veneta e padovana in particolare. I temi non mancano mai. Certo, sono quelli di cui parliamo tutti i giorni. Domani ci saranno 2 sindaci, ci sarà una psicologa, ci sarà Massimo Venturato che è un economista, ci sarà il segretario generale dell'Ape Padova Filippo Segato, ci collegheremo con i ragazzi che saranno in giro per i servizi in diretta. Insomma, stiamo creando una situazione che speriamo... Per raccontare la realtà tutto tondo con i colleghi della redazione di Media Nord-Est e di Telenord-Est in particolare. Barry, si dice in bocca al lupo? Viva il lupo! Viva il lupo! E quindi ti ringrazio e ci vediamo domani mattina alle 7. Noi invece ci vediamo questa sera alle 19:30 con l'informazione rigorosamente in diretta di Antenna 3. Saluto e ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Andrea Basso. Vi lascio alle previsioni del tempo e buona domenica.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Domenica 3 aprile l'area di maltempo si allontana verso i Balcani. Si profila dunque un miglioramento del tempo, ma ancora con un clima fresco. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà generalmente più asciutto rispetto ai giorni scorsi, lo vediamo sulla pianura, alternanza di nuvole e rasserenamenti, e sui monti invece sarà più nuvoloso, qui con quota neve attorno ai 600-800 metri. Temperature con andamento irregolare, minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime fresche tra 10 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui più nubi in mattinata, maggiori schiarite poi con il passare delle ore. Bora moderata sulla costa, a regime di brezza al pomeriggio. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, asciutto anche qui, in buona parte soleggiato, insomma il sole sarà presente a sprazzi ma comunque senza precipitazioni. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sugli 11-12 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.